Ogni anno in Italia a circa 60.000 persone il cuore smette improvvisamente di battere. Succede quello che noi chiamiamo arresto cardiaco. Non sono malati cronici, non sono in ospedale, la maggior parte di loro sono a casa, in ufficio, al lavoro e a molti il cuore non riparte, ma alcuni sono fortunati, trovano qualcuno che li aiuta e che non ha paura di cominciare. E che cosa succede quindi? Cosa dobbiamo fare? Se una persona improvvisamente perde conoscenza, chiamala. Se non ti risponde o non si muove, chiama il 118. Metti il telefono in viva voce e ascolta le istruzioni e soprattutto cominci a fare qualcosa. Che cosa? Le compressioni toraciche. Come? È difficile, ho paura di fare peggio? No, il peggio sarebbe non fare niente. Metti il palmo delle mani al centro del torace e premi forte e veloce facendoti aiutare dall'altra mano. A che velocità? 100-120 al minuto. Il metronomo, l'operatore del 118 oppure Canticchi Stene Live o un'altra canzone che abbia la stessa metrica. Come? Ho paura di farlo, non me la sento. No, non aver paura, è una cosa molto più semplice, molto più facile di quello che tu credi. E poi, se per caso non sei da solo, fatti aiutare, attiva la catena di sopravvivenza. Quindi incarica qualcun altro di chiamare il 118. Ah, e se sei ancora più bravo e hai visto un defibrillatore semiautomatico nelle vicinanze, oppure se il 118 ti dice che c'è, manda ancora qualcun altro a prendere il defibrillatore semiautomatico che può aiutarti a salvare quella vita. Perché dovrei farlo? Perché non c'è niente di più bello che salvare una vita. E i passaggi sono veramente facili. Non devi assolutamente avere paura di provare. Quindi, ricapitolando, se una persona improvvisamente perde i sensi davanti a te o lo trovi a terra, chiama la vittima. Se non risponde, chiama il 118. Cominci a comprimere al centro del torace forte e veloce e mandi a prendere un defibrillatore se non sei da solo. Le tue mani possono salvare una vita.